Emanuele Alessandri, nono gol stagionale, quello che diciamo ha chiuso la partita. No, la partita che era finita dopo il rigore sinceramente, perché 1-0, due uomini in meno loro, è ovvio da parte nostra c'era anche più qualità, quindi è normale, la partita si è messa subito in discesa, non dico che era quasi finita, però dai, dopo il 2-0 sinceramente partita archiviata penso. Adesso riprendete la corsa, sarà un duello insomma, fino alla fine col Portocorallo. Sarà un duello fino alla fine, lo sapevamo, era sconfitta a Valedoria, ci sta tutto, abbiamo giocato male e loro hanno giocato molto meglio di noi e abbiamo perso. Subito dopo abbiamo affrontato la partita di Coppa Italia dove abbiamo giocato sicuramente molto bene, una partita molto equilibrata, decisa da un episodio, però sicuramente abbiamo dimostrato di non essere inferiore al Portocorallo in quella partita ma anche in quella in campionato, per cui noi dobbiamo continuare ad andare avanti così. C'è stata una partita fatta male a Valedore dove abbiamo pagato a caro prezzo, però siamo subito ripartiti, quindi questo ci fa ben sperare. La difficoltà quale sarà da qua in avanti? Trovate sempre squadre insomma, che in lotta per non retrocedere, comunque occorrerà essere concentrati insomma, da qua alla fine. No, sicuramente difficoltà ci saranno ogni domenica, anche oggi c'erano delle difficoltà, poi la partita ripeto si è messa subito bene per degli episodi, però tutte le partite saranno difficili da affrontare, saranno 10 finali da affrontare, però dipende da noi, abbiamo un vantaggio di 3 punti che non vuol dire niente, ma comunque dipende da noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite e poi basta, pensare solo a noi stessi.